che finiremo tutti uccisi da Skynet e che per colpa mia davano la colpa a me come se l'avessi inventata io l'AI. No, non l'ho inventata io l'AI. Quindi per colpa mia rimarremo tutti senza lavoro. Sei tu la fotografia è morta. Ovvio, questa è la più, penso sia la più ricorrente. Quella più gettonata. Questa è quella la proprio fotografia facile. è morta. Esatto. Benvenuti in questa nuova puntata di Oltre l'Obiettivo con la nostra dea della post-produzione, il mio mito, la mia icona della post-produzione. Non potete capire quanto sono emozionato di avere Giovanna Griffo seduta a fianco a me. Benvenuta. Io pure, di essere qui con te, Andrea, è veramente un piacere. Quando parlo con qualcuno, prima di introdurti, se si parla di post-produzione, ci sei tu e poi c'è il resto del mondo. Addirittura. Ok, ma c'è tempo per presentarti. Voglio ricordare che siamo ad Oltre l'Obiettivo, un podcast dedicato al sano cazzeggio, dove raccontiamo il backstage, la vita, il dietro le quinte di tutte persone che vivono di fotografia. Oggi tu sei un po' più particolare dei nostri ospiti perché appunto hai lasciato la foto e sei dopo la foto, quindi ti trovi dopo, ma soprattutto con l'intelligenza artificiale che oggi vi racconteremo. Ma prima di iniziare ogni podcast sai cosa bisogna fare, no? Cosa bisogna fare? Non impaurirti, bisogna semplicemente lanciare la sigla. Wow! E sai come lo facciamo? Sì. Sai come si lancia la sigla? No! Neanch'io. Non abbiamo ancora creato non abbiamo un'idea per lanciare la sigla. Sigla! Troppo facile. No! Oggi lo facciamo fare a lui. Al nostro amico. Signore e signori, sigla! Rieccoci qua. Ciao Giovanna. Ciao Andrea. Veramente un onore averti qua. Tutto mio. Oggi parleremo di chi è Giovanna Griffo, la persona che vedo sempre online da quando faccio parte del mondo della fotografia, quindi per me sei veramente l'icona. E ciò che rende speciale Giovanna, e ce lo racconterà lei, oggi è l'avvento dell'intelligenza artificiale nella tua vita. Ok, quindi oggi parleremo di fotografia e di intelligenza artificiale, che abbiamo sentito parlare così tanto, e tu sei stata tra i primissimi a voler sposare la causa. Sì, devo dire che sono stata abbastanza una visionaria, un po' come te. Sì. Questa cosa dell'intelligenza artificiale è arrivata 3 anni fa. A luglio del 2022 che sono cominciata a vedere le prime AI generative di immagini, ma questa cosa mi ha accalappiata subito perché ne ho visto immediatamente le potenzialità, ovviamente da un punto di vista fotografico, perché oggi parlare di intelligenza artificiale significa parlare di un ambito enorme, no? L'intelligenza artificiale ormai e soprattutto è in qualsiasi di aspetto delle nostre vite. E di beccarti shitstorm sì. da persone che non sono ancora entrate nel mondo dell'intelligenza artificiale. Intanto la sede straordinaria, non so se lo sapete, ma questa città è stata creata da Giovanna. Quindi bella comunque, molto futuristica. Molto Blade Runner. Molto Blade Runner, Sì. ok. Quindi una delle cose belle dell'intelligenza artificiale è che può costruirsi anche i luoghi dove vuole vivere. Quindi, ma vivi là? Quando vuoi. In pensione ci vado. Ok. Sì. Noi ci abbiamo fatto una sede, la nostra sede qua nel tuo mondo, molto bello. Poi non so come farà a montarsi sto video, però vediamo. Ha detto che lo sfondo lo faccio io, quindi non ho responsabilità. Promesso. Ok. C'è quella camera che ci guarda che è un backstage. Bene, okay. bene. Però prima di arrivare alla fine della tua carriera, no, fine no, però all'attuale tua carriera, evoluzione, parliamo di evoluzione. Voglio parlare di come è iniziato tutto, quella è la cosa che mi incuriosisce. Quindi quando per la prima volta, sicuramente sei partita dalla fotografia, quindi raccontaci quando per la prima volta hai preso una fotocamera in mano, quindi qual è stato il tuo approccio con la fotografia? Veramente tanti anni fa, caro Andrea. Io praticamente con la fotografia ci sono nata. Ok, sei figlia d'arte? Sì, okay. Figlia d'arte. E devo dire che bazzico con la fotografia da quando avevo 6 anni.
perché frequentavo la camera oscura di mio papà. Ah, Quindi lui aveva questa camera dalla- oscura, sì, e io ero piccolina, vicinina così, sono rimasta così, e quindi da quando ero piccolina che stavo in questo luogo magico dove vedevo prendere forma da questi fogli bianchi queste immagini, no? E quindi quello è stato il mio imprinting. Ti puoi immaginare che per una bambina piccolina entrare in una camera oscura era proprio Per un mondo dei comparire. balocchi, no? Mi ha veramente subito catturata. E quindi grazie a mio papà che insomma era un artista e aveva l'hobby Fotografo? O No, è un pittore, Amatore? uno scultore. Ah, Sì, ok. aveva l'hobby della fotografia, però si era messo su questa camera oscura, sai come si faceva all'epoca, All'epoca. negli anni 70 si allestiva la camera oscura dentro il bagno di casa. Ecco, Sì, sì. e quindi io lì ci passavo le serate insieme a mio padre con la lucetta rossa e tutto è nato da lì. Poi mio padre che era appassionato di tantissimo di macchine fotografiche, io gliele rubavo, giustamente perché lui Ce era l'avevi. gelosissimo della Ce sua l'avevi. attrezzatura e quindi ho cominciato da allora, quindi con la pellicola sono un po' age, insomma, io sono del 72 e è iniziato tutto così. Ovviamente non ho mai pensato, devo dire allora, che questo potesse Saresti diventare finita la mia all'intelligenza vita. artificiale. No, figuriamoci l'intelligenza artificiale, ma non credevo che la fotografia sarebbe stata la mia vita o il mio lavoro. Diciamo che è stata una conquista non di gioventù. Io sono un ingegnere informatico molto pentitissimo e ahimè l'ho fatto Il primo ingegnere informatico pentito. Vabbè. pentitissimo. Però sai, bisogna sempre vedere in quale contesto storico ti trovi. Assolutamente. E quando parliamo degli anni 80, anni 90, quello è stato il boom dell'informatica. Gli anni 90 sono stati proprio gli Arrivato anni d'oro l'internet. dell'informatica e quindi io ho detto vabbè, avevo voglia di lavorare, di avere una mia indipendenza economica in fretta. Ho detto che cosa cercano di lavoro? Mi misi a sfogliare i quotidiani, all'epoca non c'era internet, non c'era. Immagino. I primi computer arrivavano allora, quindi Immagino. vivevamo in un'epoca molto diversa da quella attuale, quindi ti toccava guardare i quotidiani per cercare gli annunci di lavoro e ti cercavano tutti informatici. Ho detto mi toccherà fare questo nella vita. Vabbè. Non era una cosa che mi piaceva, però ho detto vabbè, Lo faccio. lo faccio. Peccato che sono rimasta nel mondo dell'informatica per quasi 20 anni, quindi era una cosa che non volevo fare. Ti è intrappolata. Ci sono rimasta 20 anni, facevo il consulente aziendale, però non era quello che volevo fare nella vita. Come ti ho detto, la fotografia è sempre stata una mia passione, c'è sempre stata nella mia vita. Dopodiché ho detto, sai, ti dico, i tempi erano cambiati, era l'inizio dei tempi dei social, quindi sono cambiate tante cose, ho detto forse adesso è il momento in cui si può Sono fare pronta. il salto, no? Sono pronta, avevo già una mia community e quindi mi sono licenziata dalla sera alla mattina, proprio sai quelle cose folli dove tutti dicono tu sei pazza, Cambio una pazza vita. furiosa. Lascio tutto proprio, ti puoi immaginare, mi hanno preso per matta perché comunque era un lavoro strapagato, quindi una carriera ormai avviata dopo 20 anni. Immagino. E quindi E qual è stato il tuo primo business nella fotografia? Allora, guarda, questa è da raccontare. Te la devo proprio raccontare, Vai. Andrea. Io lavoravo per un'azienda tedesca e quando dissi alla mia capa, che era tedesca, quindi molto seria, che mi sarei licenziata, lei mi disse, ma tu credi davvero di campare vendendo le tue fotografie? Proprio io. Stai richiamata? Con Con la rigoletto gocciolina. di sudore qui che mi scendeva, ho detto, fa guarda che se ti va male noi non ti prendiamo indietro. Così mi disse. Ho detto, pure la minaccia. Beh, un anno dopo ho venduto la mia prima fotografia per il loro competitor, per HP, per una cifra a 4 zeri, per una campagna pubblicitaria internazionale. Quindi quella è stata, diciamo... Il primo schiaffo. sì, dico, vabbè. Uno te lo do. È iniziata bene questa Ok, cosa. ok, quindi pubblicità aziendale Sì, inizialmente. Sì. E poi ho scoperto per caso che mi piaceva insegnare. Un mio amico mi disse, senti, ma organizzi per noi un corso di sviluppo del RAW? Sai quelle cose che si fanno in Era nei appena circoli entrato il fotografici? file RAW. Sì, erano i primi anni dove si cominciava a parlare di RAW, parliamo del 2005-2006, quindi Anche lì- era proprio preistoria. Ricordiamo pure che tutte le novità non vengono capite No. subito e quando è nato il RAW tutti dicevano che il JPEG era migliore, Sì. non volevano credere che il RAW, un file nuovo, un file pieno di informazioni, solo il peso doveva farsi capire che era un file pieno di Ma informazioni. non era tanto questo, è che spesso il purista diceva ma il JPEG
è originale, come Fa per la dire, base, lo scatto. sì, peccato che viene elaborato dalla macchina, no? È il software della macchina che lo elabora e lo sviluppa e non lo fai tu, quindi c'è un piccolo cinesino dentro che fa, insomma, lo sviluppo Esatto. lo fai in automatico oltretutto, e quindi c'era un po' questo falso mito che il JPEG fosse una forma più pura di fotografia digitale, e peccato che da allora sono passati quasi 20 anni e sono successe tante cose nel mentre, fra cui 3 anni fa l'avvento dell'intelligenza artificiale, e quando è arrivata per me c'è stato un nuovo salto epocale più grande di quello che c'è stato del passaggio dall'analogico al digitale, che già Sono lì sicuramente è stato uno spartiacque, no? Tante aziende hanno chiuso i battenti, la Kodak stessa, insomma, chi non si è evoluto, chi non è stato al passo, piano è piano rimasto è uscito fuori indietro. dal mercato. però ci voglio arrivare fra un po', perché Bene. stai bruciando, stai sparando tutte le carte adesso, non possiamo, altrimenti è finito il podcast. Niente spoiler. No, perché siamo troppo seri e qua quando in questo podcast l'atmosfera è troppo seria, noi tiriamo fuori la nostra Ai ai ai. fuck box. Mi preoccupo. Che ti presento. La Bene. prendo. Sto temendo. Ok. Prima o poi si romperà in diretta perché l'abbiamo sbattuta diverse volte. Sì, eh? Te la presento. Questa è una box piena Bella. di domande e di tante nature. Simpatica, divertente, imbarazzante, buffe. Siccome appunto non voglio prendermi la paternità di queste pesco. domande, sarai tu stessa a prendere la tua preferita. E ora spazio a degli esperti di vita per parlarci di vacanze. Uno psicologo, un fuffaguru e mio cugino. 3 menti brillanti e una sola verità, forse. Sentiamo cosa ne pensano su questo tema. Perché le vacanze in Sicilia? Perché in Sicilia non avrai nulla di cui preoccuparti. Abbiamo il mare, le colline, le montagne, abbiamo la tradizione e l'innovazione. Però dipende da dove sei, stai attento se dici arancina o arancino, perché potrebbe essere un problema. Ma te lo sai quanta gente ci va al villaggio turistico? Li raduni, li metti insieme e fai una conferenza, 2 slide, 2 videocorsi e tiri sul cash. La fattura non va in vacanza. E c'è mia zia che ha la villetta sul mare. Poi lei fa le arancine più buone del mondo. O arancini. E poi c'ha l'aria condizionata, quella potente, che si sta fresca. No, come potente. Oppure scegli Aura Club, che non è solo un villaggio turistico, ma è la Sicilia che non hai mai visto. Tra mare cristallino, panorami mozzafiato e un'accoglienza che ti fa sentire in casa, Aura Club è il posto dove le tue ferie diventano storie da raccontare. Famiglie, coppie, gruppi di amici, ognuno trova la sua dimensione perfetta, animazione coinvolgente, sport, relax e attività per grandi e piccoli. E poi la cucina, quella vera, siciliana, genuina e saporita. Insomma, se cerchi una vacanza che ti rigeneri davvero, con il gusto mix di divertimento, natura e autenticità, la risposta è solo una: Aura Club. Devo ravanare? Sì, direi. Vabbè. Siamo stati clementi, Va bene. ok? Perché ti vedo come una divinità e non volevo fare domande imbarazzanti. Lo riposo. Vediamo. Raccontaci una cosa illegale che hai fatto nel passato. Allora, non ti ho detto una cosa importante. Devi prendere 5 domande Ah. e ne puoi scartare 2. Quindi qua, se c'è una domanda che non ti piace, puoi metterla da parte e prenderne un'altra. Una cosa illegale. Che non ti faccia arrestare, quindi che sia passata al Oddio. tempo. Qualcuno l'ho fatta. Sì, tutti abbiamo fatto cose illegali nella vita, non possiamo negarlo. Sì. Hai aneddoti da raccontare? Sì, quella volta che ho ucciso, se sono crimini pericolosi Ma no, insomma, diciamo che la cosa illegale che ho fatto quando ero molto piccola, la mia passione era far prendere paura a mio padre e mi divertivo a disegnare dei piccoli ragni, siccome ero brava a disegnare, li disegnavo talmente bene nascosti dietro le porte, dietro i termosifoni,
che mio padre arriva lì, si spaventava e cercava sempre di acciaccarli, ecco, quindi, oppure mi divertivo a fare qualche scherzetto, gli metto qualche puntina sotto le sedie, ero un po' birba da piccolina, quindi diciamo che forse mi avrebbero volentieri arrestata. Sì. Per crimini familiari, per dispetti familiari. Ero un po' birba, devo dire, decisamente. Va bene, andiamo avanti Sì. perché tanto ne abbiamo tante, ma se ci stai seguendo puoi scrivere qualsiasi domanda perché noi la ricopieremo nel foglietto, la metteremo nella box, quindi se hai qualche domanda curiosa, simpatica che vuoi inserire nella box basta scriverlo nei commenti e la ricopiamo. Andiamo avanti perché ti chiedo quando è stata la svolta, quando pensi sia stato il momento in cui hai detto ah ok, mi sa che ho fatto la scelta giusta, continuo in quella direzione, vado al massimo. Diciamo Dici che l'anno, di svolte se hai ce ne un sono anno state fortunato. diverse, perché ho cambiato pelle più volte nella mia carriera. La prima come ingegnere informatico pentito, la seconda come fotografa e la terza come formatrice, la quarta come formatrice AI, esperta di AI, quindi ce ne sono state parecchie di svolte. Ma l'anno più importante che ricordi? Se non ti dovessi Sicuramente dire- l'anno più importante è l'anno della svolta quando mi sono licenziata, quindi Era il dopo due? il 2013. 13. Sono licenziata nel 2013, anche se avevo aperto la partita IVA già dal 2009 e sono stata, diciamo, con 5 anni di cuscinetto, no? Per decidere che cosa vuoi fare da grande, perché è difficile iniziare a fare una nuova attività completamente diversa da quella precedente, quindi ci vuole un po' di tempo per vedere, ma sarò in grado Un po' di asset, no? capire che succede, di fare chiaro. esclusivamente questo, e quindi 5 anni di transizione dove ho fatto entrambe le cose. Poi nel 2013 mi sono definitivamente licenziata per fare esclusivamente la fotografa Ok. e la formatrice, quindi quello è stato sicuramente l'anno della svolta, il cambiamento più grande. E invece se c'è stato un servizio in particolar modo che ti ha fatto capire che quella era la strada migliore che dovevi percorrere, Ecco, e che tipo di servizio? sicuramente la formazione, come ti dicevo prima. Io credo che nessuno nasce sapendo qual è il proprio superpotere. Sì, sono Ci d'accordo. vuole qualche cosa che te lo fa svelare. Io sono dell'idea sempre che bisogna fare tante cose per Sì. poter scoprire Sì, qual è la tua vero, skill, perché altrimenti non lo puoi sapere. Qual è il tuo talento naturale? E credo ci sia l'80%, se non di più, della popolazione che muore senza saperlo. Qual è il perché suo talento? tutti abbiamo un talento. È vero, tutti, Però tutti. se non lo cerchi. A volte l'opportunità, il difficile caso, trovarlo. non lo so, O, però o accontentarsi di qualcosa che ti sta bene. Potevi fare l'ingegnere informatico, guadagnare bene, rimanere lì. ma non perché era dovevi il mio spostarti? talento quello, per carità. Magari avresti guadagnato pure di più, non lo so. Ma in non lo base so, è alla relativo. carriere. Poi io sono una persona che si appassiona molto alle cose, quindi anche se una cosa non è proprio nelle mie corde, però voglio farla bene, quindi mi impegno tanto in quello che faccio. Sì. Però sentivo che non era il mio talento, non mi avrebbe fatto esprimere al meglio il mio potenziale, quello che sapevo fare veramente bene nella vita. Anche perché è complicato rigenerare nuovi clienti continuamente, perché i tuoi clienti si trasformano pure, no? Certo, si trasformano insieme a me. Sì, certo. quindi è una E quindi ricerca è capitato, come ti accennavo prima, che un mio carissimo amico mi chiese: guarda, il nostro circolo fotografico vorrebbe fare un corso sullo sviluppo del RAW, quindi ti parlo proprio della fine degli anni 2009, 2008-2009 era. Che ne dici se ne prepari uno per noi, per il nostro circolo fotografico? Io ovviamente non ne avevo mai fatto uno, tantissima ansia perché poi sono maniacalmente perfezionista, però ho detto no, lo voglio fare, sai, se non si esce un pochino dalla propria comfort zone Sì. non puoi sapere quali sono i tuoi limiti, quindi insomma, va bene, lo faccio, avevo tutta l'estate per prepararlo, ho detto beh, c'ho tempo. E a settembre abbiamo fatto questo corso, non tanto impegnativo, era una giornata, ma andò talmente bene, sai quando le persone escono fuori da questa L'ho già cosa fatto forse prima. entusiaste, no? Che dici, cavolo, forse io devo fare questo. E quindi Chiaro. quella è stata la mia epifania, L'energia. il mio momento catartico dove ho detto, ma forse questa è la cosa che mi riesce particolarmente bene nella vita. E da allora non mi sono più fermata, quindi è da allora che faccio formazione per fotografi professionisti e per amatori, e poi come ti dicevo sono 3 anni che sono entrata nel mondo delle AI e ora faccio formazione quasi esclusivamente per il mondo AI e fotografia, quindi ho scoperto che quello è il mio superpotere. Ok, prima di continuare vogliamo prendere un'altra domanda. Sì, Vai, assolutamente vai sì. tu. Allora,
questa mystery box, come l'hai chiamata? La Fuck box, scusa se non ti ho spiegato cosa significa fuck. Delle frequently asked questions. Bravissima. Allora, vediamo un po', Che non sono così frequenti se Vediamo, ti parli al vediamo. microfono. Zoom, 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 zoom. Me la spizzo, Vai. Ah, wow, questa è molto bella. Se potessi teletrasportarti ora, in quale posto andresti? Così, nell'immediato. Finiamo il In podcast. quale posto andrei? In un pianeta fuori dal sistema solare. È sempre stato il mio sogno da bambina viaggiare nello spazio. Io sono una fanatica marcia di fantascienza, quindi Vero. questo è assolutamente il mio sogno. Ma Mi ora ci sono teletrasporterei. due personaggi Sì. che vogliono farlo realmente. Sì. Il turismo spaziale, Sì, quindi ecco, sì. saresti una di quelle che pagherebbe il biglietto. Subito. Vero. Subito, sì. Cioè, quindi io forse ho paura di poche cose nella vita. Lo spazio forse mi fa paura, nel Sì. senso sapermi Nel vuoto. nel vuoto e mi fa forse lo spazio e gli abissi. Penso non essere solo avere queste due fobie perché sono posti insoliti. Io invece Però ho più cosa ti paura del affascina? pieno, quindi di stare in spazi troppo affollati mi mette ansia, quindi Sì, il sì. vuoto mi piace di più. Però cosa faresti? Dopo che prendi un biglietto, raccontami come sarebbe domani devi partire per un viaggio, cosa ti porteresti dietro? Cosa mi porterei dietro? I peli dei miei gatti? Quello ce li portiamo per gli animali, so benissimo Quelli che i vengono peli per forza fanno dietro. parte del corredo. Neanche Sì, con sì. una completa disinfestazione verrebbero via. No. Quindi quelli sicuramente mi faranno compagnia. Una delle cose che gli dico sempre alla mia compagna che voglio inventare, sai, voglio inventare sempre cose, mi piace, all'ingresso di casa mia una sorta di aspirapolvere Uno gigante. spelatore Che, gigante, bravo, che tu ok. prima che esci lo azioni e esci senza peli. Fantastico. Non so se succederà mai, però chi ha animali capirà. Ma sicuramente oltre ai peli dei gatti mi porterei i miei libri preferiti. Quali? Consigli dai libri, allora. Oddio, oggi Così, abbiamo parlato su due piedi, veramente... abbiamo parlato di 50 libri oggi, ora non Sì, te ne viene uno. tantissimi libri, però se potessi consigliare un libro solo è il libro di Carnegie. Allora, 3 ne devi dare. 3. 3 libri fondamentali per chiunque, non per fotografi. Un libro che tu dici questo devi leggerlo se vuoi essere un essere umano. Sì, il libro di Cioè- Carnegie come trattare gli altri e farsi gli amici, che gli hanno dato questo titolo così ruffiano, no? Che uno se lo legge dalla traduzione inglese e dice, vabbè, è il libro per arruffianarsi gli altri. Sì, Assolutamente no. assolutamente no. È un libro che ti insegna veramente come comportarti nella società civile, come avere buone relazioni personali, professionali, di qualsiasi tipo, anche con gli animali, con chi ti pare, è veramente la base che dovrebbero insegnare ai bambini alle scuole elementari. Io lo E comprerò quello- oggi perché sia tu che Giovanni oggi ne avete parlati così bene, io non l'ho ancora letto, quindi E che andrebbe oggi faccio un riletto acquisto. più e più volte. nel Sì, corso lo faccio della vita. spesso quando il libro Sì, mi piace. Sì, perché ogni volta ti dà degli spunti e delle riflessioni diverse, perché sei tu che sei cambiato. Assolutamente. Quindi è un po' come riguardi un film Lo più stesso film. volte e cogli degli aspetti diversi. Capita spesso che guardo un film e non mi piace, poi lo rivedo e dico, cavolo, perché non mi è piaciuto? È vero, Cioè, se era perché sei bello. cambiato È tu. sì, sono cambiato io, è il sì. mio stato mentale, la mia condizione, no? È così. Quindi, prima di andare avanti, abbiamo una parte di rubrica molto carina che è cosa c'è dentro la borsa fotografica di Giovanna Griffo. Anche se la tua fotocamera oggi ha un po' di polvere. Porella, un po' porella, abbandonata. c'è un po' di polvere. Sì, è un po' però impolverata. hai una fotocamera, Beh, è certo. normale. E quindi siamo curiosi. Un corredo di fatto con sapere- tanti sacrifici. Di sapere, Sì. perché sappiamo anche che sei un ambassador in un brand molto importante Sì. che puoi tranquillamente dire perché siamo in un podcast, facciamo la Sì, pubblicità certo, gratuita. Certo, per Nikon, sì, Ok. sono sempre stata nikonista tutta la vita. Sì, cosa c'è? C'è tanta roba, devo dire. Io sono una Ok. fanatica del grandangolo, adoro le riprese estreme. Non quindi abbiamo quella è la parlato mia- di viaggi, che penso sia una parentesi bella e importante Importantissimo, della ho tua viaggiato vita. tutta la vita. Eh sì. Sì, e devo dire che unire il viaggio alla fotografia è stato il connubio più bello, no? Perché potevo raccontare con la mia macchina fotografica tutte le esperienze che ho fatto, quindi Sì, io- è stato Qualche anno fa ti chiesi qualche foto per metterla nel nostro sito e ti odiavo ogni foto.
Cioè, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. Cioè, così, perché foto straordinarie, perché veramente è il genio della post-produzione, ma i luoghi straordinari che hai visitato sono Sì, veramente ho viaggiato mozzafiato. tanto. Qual è stato nei tuoi viaggi la foto che ti ha colpito di più? Quella che tu dici, wow, sto viaggio ne è valsa la pena Allora, solo guarda, per questa io foto. non credo che si possa dire il viaggio, perché ogni posto mi ha dato qualcosa. Io sono sempre andata alla ricerca di una natura un po' estrema, selvaggia, quindi alla ricerca di luoghi dove la presenza umana fosse invisibile, Beh, sì. incontaminati. Ci sono ancora questi luoghi al mondo, però sono sempre meno, e quindi andare Purtroppo a trovare sì. dei posti davvero vergini è una sfida. Però forse l'emozione più grande di tutte, sai dove l'ho provata? Nel viaggio che io dico il viaggio della vita, è il viaggio dei parchi dell'Ovest in America. Li ho girati tutti, ma quello che mi ha più profondamente emozionata è stata Canyonlands, che è un posto un po' snobbato, perché è un canyon piccolino, quindi non è come il Grand Canyon, che è enorme. Io considero il Grand super Canyon turistico. 400 km di estensione, quindi mezza Italia è il Grand Canyon. Esatto. Ma proprio perché è così grande non riesci ad apprezzarlo davvero, non riesci a vederne la vastità. E lì proprio ci sono i camion che scaricano i turisti H24. Esatto. Invece Canyonland è più piccolino, meno famoso, e c'è un punto dove tu arrivi che la strada finisce. Tipo, Quindi qui- ti porta lì e lì ti devi fermare, non vedi niente, perché arrivi lì alla strada, esci dalla macchina, ti affacci sulla soglia di questo precipizio e rimani come un cretino. Perché vedi a perdita d'occhio questo canyon enorme dove non c'è nessun segno di presenza umana fino alla fine dell'orizzonte. Pazzesco. Niente, né un paletto, né un cavo elettrico, una staccionata. Fine degli umani. Niente. Tu dici, ma davvero non c'è un segno di presenza umana a perdita d'occhio? Non c'è. E la sensazione che ho provato è come aver fatto un viaggio con la macchina del tempo, che mi abbia portato lì milioni e milioni di anni fa, e Non se c'era fosse nessuno. spuntato il dinosauro non mi sarei sorpresa, perché ti Esatto. giuro, io ho provato un'emozione fortissima, mi sono commossa, ho pianto, perché ho detto questa deve essere la Terra come era prima che arrivassimo noi. Forse sì, e infatti la pandemia ci ha insegnato che come la natura si risveglia se noi ci calmiamo un pochino. Canyonland veramente è stato Io tra i luoghi incredibile. più particolari che sono stato in Patagonia, in Argentina, l'ultima parte del mondo, dove infatti c'è il cartello lì che dice qui finisce il mondo, sì, perché è la parte più a sud del mondo. È stato emozionante perché ci arrivi con una sola stradella a due vie che percorri per tipo 25 ore. Oh. C'è il nulla più totale, e poi là solo ghiacciai, è assurdo. Super emozionante sapere che lì è la parte più bassa del mondo. Sì. Allora, andiamo avanti. Quindi stavamo dicendo nella tua borsa oggi cosa c'hai? C'hai ancora, a parte la Sì, polvere? sta tutta lì la mia attrezzatura, per carità, perché serve sempre. Quindi le fotografie si scattano ancora. Che corpiosissimo. Anche nell'era dell'intelligenza artificiale Hai sarà qualche sempre fototessera, immagino. No, è sempre necessario scattare le foto, ma si scattano in una maniera diversa. Sì. Mentre prima magari dovevi allestire un intero set fotografico, quindi posizionare delle luci, allestire un set, Sì. chiamare magari una modella, un modello, un truccatore, uno stilista, un parrucchiere, quindi mettere in piedi un sacco di belle cose. E oggi non è più Non è più così, necessario. esatto. Quindi magari dovrai fotografare solo il vestito, o la borsa, il prodotto, viso. o il viso, dipende da se parliamo di Referenze. ambito di fotografia commerciale, ovviamente, ma tutto il resto non è più necessario fotografarlo. Ok. quindi è cambiato diventato l'approccio. realmente uno strumento la Sì. fotocamera. L'ideazione rimane quad oggi, no? È sempre più importante la creatività. Ok. Sì, Questa è assolutamente. la merce che ha Che davvero qualcuno valore. pensa sia stata sostituita da un'intelligenza No, artificiale. perché le AI non si fanno domande. Sono brave a trovare delle risposte, ma le domande gliele devi fare te. Quindi Sì. se non hai delle idee valide che funzionano, le AI non ti servono a nulla. Le AI sono un catalizzatore, quindi chi è un creativo diventa ancora Ancora più più creativo. creativo. Ma se non sei creativo e speri che le AI ti facciano diventare creativo, Non succederà beccherai mai. una cocente delusione. Ma è così un po' in tutto, no? Spesso si fa il paragone con i soldi, no? Una persona buona con i soldi diventa buonissima.
una persona cattiva con i soldi diventa cattivissima. Vero. È solo l'amplificatore di quello che siamo, no? È così. Quindi penso un po' tutto nella vita è così. È uno strumento incredibile perché ti permette di fare innanzitutto Assolutamente. cose che prima non era possibile fare o di sviluppare idee assurde, bizzarre, che prima per essere realizzata o avevano necessità di budget altissimi o semplicemente erano impossibili. Adesso invece non ci sono più limiti, il limite è la tua creatività. Sì, quindi un appello a chi è contro l'intelligenza artificiale. Oggi puoi stare o dalla parte di chi piange e si lamenta di questa intelligenza artificiale che farà perdere il lavoro a tutto il pianeta, o la cavalchi e ci fai qualcosa di buono, perché ti garantiamo che puoi farci tante cose molto importanti. Nella medicina, per esempio, stiamo facendo dei passi da gigante grazie all'intelligenza artificiale. È vero, In ma tanti sai, aspetti. è un mezzo. C'è un film molto bello, ora non mi ricordo il titolo, dove parlava delle donne che venivano utilizzate dalla NASA per fare tutti i calcoli che erano necessari per mandare le navicelle nello spazio. Non c'erano ancora i computer all'epoca, Sì. quindi tutti questi calcoli venivano fatti a mano. E c'erano queste donne intelligentissime, quindi questi cervelloni, che venivano arruolate semplicemente Per fare le i calcoli, macchine. Per fare le macchine. Poi a un certo punto sono arrivati i computer, arrivano questi computer e gli dicono, cari miei, Tutti a casa. tutti a casa. E una di queste, sai che fece? Sai che ti dico? Adesso vado in biblioteca, si prende il manuale del Fortran e comincia a studiare il Fortran. Dice, ok, arrivano le macchine? Perché non impariamo a usare le macchine? E quindi sono state riassunte perché erano le uniche capaci di programmare il mainframe che avevano appena acquistato. Quindi Esatto. questa lezione Le competenze. che cosa ci insegna? Le cose cambiano e continueranno a cambiare. Sì. È successo 1000 volte nell'arco dell'esistenza umana. Ma ciò che Assolutamente. fa la differenza è, ok, c'è un cambiamento in atto e questo cambiamento delle AI è... Questo è potente. Questo è potente. è veramente Questo importante. E più che altro penso il problema è questo è veloce rispetto agli altri. Sì, esatto, è il più veloce È di troppo tutti. veloce. E noi come quindi esseri umani non abbiamo questa velocità questa- nell'adattarci al cambiamento. Ma perché i nostri vecchi adattamenti hanno avuto tutto il tempo necessario per poterci riadattare. Anche l'avvento della rivoluzione industriale. Sono arrivate le stata molto più macchine, lenta. ma c'è stato il tempo di assestare. Qua, pam pam, 2 giorni sei in un altro pianeta. Ma il problema è di Sono duplice natura, perché il cambiamento riguarda due aspetti: l'aspetto individuale, quindi quanto impatta su di me, sul mio lavoro, sulla mia vita, e l'aspetto sociale, quindi quanto impatta sulla società. Sì. Mentre sul primo aspetto tu sei in grado di farci qualcosa, nel senso è nella tua sfera di influenza, quello sociale è veramente complicato perché è un cambiamento culturale che impatta proprio il modo in cui funziona la società, e quello è il compito delle istituzioni. Quindi se le istituzioni Esatto. non stanno al passo ci sarà un enorme problema. Sarà un a breve. casino, sì, Un sì, enorme sì. problema. E noi sappiamo che le istituzioni sono lentissime e questa cosa non aspetta nessuno. Io penso che l'unico danno si creerà nella fascia media, perché ci saranno gli svegli, quelli che si sanno riadattare, che ci sono sempre stati, ma le persone comuni, normali, rischieranno di non trovare posto se non hanno una particolare abilità, perché le macchine hanno sostituito il lavoro manuale. Infatti, se prima si faceva tanto sforzo fisico, con la certo. rivoluzione industriale non facciamo più sforzi fisici, nemmeno il muratore, se non in parte No, rispetto a l'agricoltura è prima. stata sostituita dai L'agricoltura è tutta macchinari, quindi automatica. sì. Oggi stiamo togliendo il pensiero con l'intelligenza artificiale, quindi bisogna solo saperla gestire, saperla controllare e non demonizzarla, perché è solo stupido demonizzare qualcosa che fa parte del nostro presente. È comunque qualcosa che avrà bisogno di essere Essere umani. utilizzata, Deve essere utilizzata, sì. monitorata, controllata. Non è qualcosa che può agire senza una supervisione, quindi anzi sarebbe molto rischioso e pericoloso. Quindi ci sarà sempre più bisogno di persone che sanno dialogare con le intelligenze artificiali, che le sanno monitorare, che le sanno controllare. Il controllo secondo me è la parola chiave, perché tutto Sì, ciò sì, che è sì. fuori dal nostro controllo ha poco senso, anche dal punto di vista creativo. Se è qualcosa che non è controllato, ti senti l'autore dell'opera? No. No. Ecco perché è necessario controllo. Sì, troppo seri siamo. Dai, tiriamo fuori un'altra Vai, via la domanda. domanda. La voglio molto Quando cattiva. iniziamo a filosofeggiare, prendiamo la pallina. Va bene. Così abbassiamo il QI.
Allora, come vediamo diceva un po', Maccio. C'è una pillola per ridurre... Se lavorassi in un circo, che ruolo avresti? Ah, in un circo? Vediamo. Questa è una domanda che potrebbe dire tanto di una persona. Ma sicuramente, Intanto ti chiedo, circo con animali o senza animali? non lo so, io adoro gli animali, però non adoro gli animali nelle gabbie, ecco, quindi, Ok. quindi senza animali. Probabilmente farei il giocoliere. Per stupire le persone, per farle continuare a meravigliarsi di qualcosa e magari a fare intuire che una cosa, se fatta con passione, anche se complessa, può diventare facile. Giocoliere intendi un po' sul buffo, Sì, sul di quello che fa i giochi con le divertente? palle, le clavette, quello che le lanciano, che sembra tanto facile, invece dietro c'è un sacco di allenamento. Eh sì, eh sì. Ecco. Io ho fatto l'artista di strada con giochi di Fantastico. magia in giro per la Spagna quando ero più Sorprendere le giovanotto. persone, sì. Sì, sì, Farle sì. spuntare quell'espressione di meraviglia sul volto che diventa una cosa sempre più rara perché non ci si stupisce più di niente. Sì, sì, verità. Sì. Ti racconto questa veloce. Eravamo in Spagna e io in quel periodo, mi fisso se i miei periodi cambiano sempre, in quel periodo amavo la magia, quindi giochi di carte con le banane, con le palline, tutte queste robe che ancora so fare, oggi te ne faccio vedere qualcuno. No, con le palline, no, non sono un giocoliere, sono un mago. Ok. Ti volevo mettere già alla prova. Avevamo deciso, cose da giovani, da ventenni, eravamo a casa, abbiamo detto guarda andiamo a Madrid, eravamo a Valencia, andiamo a Madrid senza soldi, senza nulla, cerchiamo di sostenerci con la magia, prepariamo lo spettacolino, lo facciamo per le strade, Madrid è pieno, Puerta del Sole è pieno di artisti di strada. Va bene, partiamo. Siamo partiti. Avevamo i soldi necessari per partire, 2 banane nello zaino, che c'era questo amico mio che diceva no, la banana al potassio ci permette di restare a lungo, di sopravvivere a lungo. Iniziamo la prima mattina in questa Porta del Sol, iniziamo a fare magie, qua avevamo il banchetto, nessuno si avvicinava a questo banchetto, nessuno, proprio eravamo là, aspettavamo come gli altri pieni, Vi noi siete no. inventati. Insomma, se abbiamo fatto la pausa pranzo, ci stavamo mangiando quella banana il giorno prima che diventava nera, eravamo seduti a terra, a fianco c'era un po' di immondizia, mentre eravamo così che mangiavamo, e noi dico, cazzo, cioè in mezza giornata abbiamo guadagnato tipo 2,30 €, che è stata elemosina, non è stata magia, qua moriamo, siamo senza soldi, siamo senza nulla. Mi giro, quando dici la fame ti fa venire tante idee, no? E trovo un vassoietto nero buttato. Vassoio penso sia stato di dolci, qualcosa del genere. Gli dico, ho l'idea. Camminavamo, quando vedevamo una persona che poteva stare al gioco, io gli dicevo al mio amico, dico, guarda la ragazza bionda, ok. Camminavamo, la fermavamo, gli mettevamo il vassoio in mano, quindi lei era bloccata, e gli facevamo il gioco in mano, capito? Poi il gioco era veramente così bello che restavano stupiti e ci pagavano bene. Un genio del male. Ed è stata una svolta perché siamo andati a comprare, abbiamo preso un B&B, abbiamo fatto un sacco, cioè No. noi riuscivamo a guadagnare soldi che volevamo in poco tempo e poi continuare a fare la vacanza al museo, a viaggiare, Fantastico. finché siamo tornati con il treno. No, scusa, l'andata è stata tutta autostop perché non avevamo soldi. E a volte la fame come ti fa venire l'idea in un secondo mentre mangiamo quella banana, quella scena non la dimenticherò questa mai è creatività. Un vassoio dell'immondizia si è Riuscire trasformato a nella trasformare un svolta. rifiuto nella tua svolta economica. Però la mia mente stava cercando, era alla ricerca, quindi invito tutti a essere affamati e avere delle domande da farvi continuamente, perché se al cervello facciamo le domande, sicuro che cerca delle risposte. Sempre. Il problema è quando noi gli chiediamo nulla. Sì, Se non che chiediamo ci nulla, interroghiamo più non su succede nulla, non niente. ci stupiamo di Se niente, non ci diamo tutto per interroghiamo, scontato. Sì. esatto. Invece una cosa curiosa che non ti ho detto poco fa, se hai qualche portafortuna. Sì. Ah, ce l'hai dietro? Guarda, La borsa ce l'ho nella borsa. Gasson? Ce l'ho sempre appresso. Sì, no, di Andrea non può essere questa borsettina molto fighetta No, qua, io no? uso la Louis Vuitton. Ah, sì. Allora. Aspetta, sono più pezzi, Questo è cos'è? Un Minecraft. Mo te la spiego. Aspetta, manca l'altro pezzo. Perché questa È lo spot? è una gomma omicidiale questa qui. Questo è un regalo che ho ricevuto da un mio allievo che si chiama Alessandro. Non so se si vede. Wonder Woman?
Sì. Ok. Però vedi c'è il Lazo. Certo. Fa la domesticatrice Di Minecraft. di Axolot. Questo è un Axolot, Axolot. sì, L'hai mai sì, vista questa certo. creatura? È un po' pixellata in questo caso. Dietro c'è anche la dedica. Un piccolo simbolo per una grande guida. Questa è la dedica del mio allievo Alessandro, a cui voglio un gran bene. E l'Axolot è il mio animale totem, porta fortuna. Io sono piena di Axolot in casa, lui lo sa, per quello mi ha regalato questa Un animale adesivo. molto strano. Sì, è un animale molto particolare, a parte Sì. il fatto che è adorabile, perché sembra sempre che sorrida, poi ha queste branchiette fuffolose, è meraviglioso, ma ha un superpotere di rigenerarsi. Infatti gli Se lo scienziati... tagli. Sì, gli si rigenerano gli arti, quindi è sotto osservazione, quindi lo stanno studiando per capire qual è il suo superpotere per autorigenerarsi, quindi immagina le svolte che ci potrebbero essere applicate Bellissimo. nell'ambito umano. Quindi per me l'Axolot è simbolo di rinascita, di rigenerazione, quindi di cambiamento e di Ok. reinventarsi, e quindi l'ho scelto come mio animale guida. E la Wonder Bellissimo. Woman, che lui è un fanatico di Marvel. di Lego. No, Questo- di sì. e quindi ha detto: questa sei tu, la domesticatrice di Axolot. Ok? Quindi io me lo porto sempre dietro e sempre con me Bellissimo. nella borsetta, e mi ricorda, insomma, che non è mai troppo tardi per cambiare, per Assolutamente. cambiare pelle, per Soprattutto nella rigenerarsi. creatività. Sì. Nella creatività non credo ci sia un'età. Mai. Anzi, è bello perché ci sono forme d'arte che hanno bisogno di età troppo giovani ed età più adulte, perché la mente cambia sempre, il pensiero cambia sempre, così come la creatività, no? Sempre. Assolutamente. È bello È ciò perché... che ci rende giovani. Lo stavo per dire. È un trucco Perché il per cervello cui va allenato. tutti dicono: oh, ma sembri giovanissimo. Come Sì, i faccio muscoli, se l'artista. tu il cervello non lo utilizzi, si atrofizza. Assolutamente, è così, è così. Tutti pensano a farsi i muscoli, no? In palestra, ma pochi pensano a farsi i muscoli nella testa. E Vero. quindi avere nuove sfide. Il Una- cambiamento ti porta a doverti per forza reinventare, a trovare nuovi modi per trovare nuove soluzioni a nuovi problemi. Io ho scoperto che per l'Alzheimer una delle cure naturali è fare cruciverba, Tenersi stressare attivi. molto il cervello Sì. e tenerlo sveglio e attivo. Immagino. Sì. Siamo Andina? Ah. Siamo a 3, devi arrivare a 5. Ah, 5, Non hai scartato nulla, quindi Ma bravissima. guarda, io difficilmente mi tiro indietro. Lo vedo. La sfida. Mi sa che lo Io vedo. adoro le sfide. Poi se non so rispondere faccio rispondere ad Axolot. Allora, andiamo un po'. Un tritone. Qual è la tua fobia più strana? Ce ne ho una. È molto... Oddio, ovviamente ce n'ho più di una. Ne ho due di fobie. Vai, raccontaci. Le dico tutte e due? Sì. Sono un po' stranine. Allora, una è la paura di cadere. Non riesco a stare su cose instabili, tipo una scala, un percorso con dei sassi, quindi dove non ho un appoggio stabile. Mi prende il panico. Cioè, arriva proprio il momento che mi blocco. È su una nave? No, la nave no, perché comunque i piedi sono su una superficie stabile. Ah, su uno sdrucciolevole. Sì, su qualcosa di... dove il mio piede non è in piano, quindi se il mio piede è Questa non l'avevo appoggiato su una sentita cosa mai. un po'... Chissà no? se ha un nome, visto Non che lo so. tutte le fobie hanno un Infatti è un nome. po' strano, perché non è né paura dell'altezza, perché non ho Balancefobia. è l'equilibrio, quindi avere Ok. paura di perdere l'equilibrio, di cadere, fondamentalmente di cadere. Ok. Quindi questa è la mia fobia numero uno, e poi ce n'ho un'altra che invece ha un nome ma non mi ricordo qual è. Ho la fobia dei rumori fatti con la bocca. Quindi se tu cominci a masticare rumorosamente o a Se c'è uno che inghiottire mangia a fianco a te... con la bocca, Mamma no, mia. credimi, mi devo allontanare. Sul serio, Cioè, mi proprio viene ti una sale- sensazione di disagio talmente alta che mi devo allontanare. Ci sono... E so che questa fobia è stata studiata, quindi ha pure un nome, ma non me lo Questo come si ricordo. chiama? Ah, ok. Non me lo ricordo il nome, ma La c'è. metteremo in È descrizione. stata la documentata cercheremo. dei rumori fatti con la bocca, quindi se qualcuno che ne so, mastica la gomma con la bocca aperta è capace che venga fulminato istantaneamente da me. Sì. Scusi, puoi stare fermo, che ti odio. Sì. Mi sale l'odio se Ecco, queste sono le continui mie così. fobie, un po' stranette, sì. Ok, siamo quasi alla fine del podcast. Questa è una parte in cui vogliamo consigliare a chi sta ascoltando il podcast che
chiediamo anche di seguirci, segui le campanelline, ci segui su Instagram, non lo stiamo chiedendo, ci stiamo pregando, però è molto importante per noi, sosteneteci con iscriviti, campanellini, tutto quello che vogliamo. Siccome abbiamo voluto parlare di vita, di backstage, proprio per non parlare con tecnici ma parlare con tutti gli amanti della fotografia, e oggi con lo smartphone in mano ci sono veramente aumentati gli appassionati della fotografia. Io conosco tanti amici che mi dicono: mi sono appassionato grazie al telefono che mi permette di fare le foto. Che consiglio daresti a chi vuole iniziare a intraprendere una carriera basata sulla fotografia, non per forza fotografo? Abbiamo tantissime sfaccettature, quindi vivere di fotografia. Allora, se io dovessi dare un solo consiglio, mi sentirei di dare questo, proprio perché hai nominato gli smartphone. Fatti un corso di Giovanna Griffo. Inizia al I meglio. social. Siamo in un'era un po' particolare, no? Dove viviamo completamente immersi nelle immagini. Al giorno, se tu scorri un feed, Bombardati. Facebook, Instagram, quanti ce ne sono? Quante immagini al giorno vuoi vedere? Migliaia, siamo proprio sommersi nelle immagini. Sì. E il consiglio che mi sento di dare è: fotografa ciò che piace a te, che ti rappresenta, e non fotografare per i like, non per avere il consenso facile, per suscitare il like immediato. Tanti si ritrovano a fotografare per gli altri e non per se stessi, e spesso questo provoca uno scollamento, perché alla fine ti ritroverai a fare delle foto un po' che strizzano l'occhio ai social, sì, ma che non strizzano l'occhio a quello che sei tu, e che quindi finiscono per non rappresentarti più. Quindi ti ci ritrovi poi in quel tipo di fotografia? Sei davvero tu quello che mostri nelle tue foto? Quindi io vedo che c'è questa tendenza a compiacere eccessivamente il proprio pubblico e ad essere meno fedeli alla propria integrità artistica, alla propria natura. Quindi il consiglio che mi sento di dare è questo: fregatevene dei like. Siate fedeli a ciò che voi volete comunicare, perché questa è la cosa più importante. La fotografia è un linguaggio. Assolutamente. Una delle domande più frequenti, visto che abbiamo tantissimi fotografi clienti, quindi parliamo tutti i giorni con fotografi, è questa: i miei clienti vogliono questo. No, i tuoi clienti devono volere te, devono scegliere te. E se vogliono altro, cosa gli diciamo? Altro, andranno da qualcun altro. Quindi... Ma deve essere molto forte la tua identità, quindi se le tue immagini parlano moltissimo di quello che sei, quindi il tuo stile è riconoscibile. Infatti il consiglio che do sempre è lungo come percorso, ma devi assolutamente trovare un tuo stile personale, in modo tale che chi veda quella fotografia, senza leggere ancora il nome di chi c'è sotto, sa che è tua. In un'era dove viviamo immersi nelle immagini, emergere è difficilissimo. Quindi riuscire ad avere uno stile distintivo, quello dovrebbe essere l'obiettivo prioritario, perché se sei molto tu, esce fuori molto la tua personalità, troverai chi ti ama e chi ti odia. Ma questa polarizzazione è fondamentale, perché tu non devi piacere a tutti, devi piacere a poche persone, ma quelle a cui piaci ti amano la tua. E quelli saranno i tuoi clienti ideali. Voglio consigliare un libro che si lega al tuo discorso, che è di Seth Godin. Sì, La mucca viola. La mucca viola, sì. Che è, penso, obbligatorio per chi vuole distinguersi. Quel libro è fantastico, è corto, si legge veloce, infatti il sottotitolo è carino e dice: come distinguersi in un mondo tutto marrone. Esatto, è così. Come costruire una mucca viola, quindi qualcosa di veramente unico. Libro straordinario, leggetelo. Lo mettiamo in descrizione magari da qualche parte. Bene, questa è una lotta che facciamo tutti i giorni, spiegare ai fotografi che la parola "i miei clienti vogliono questo", fai altro che guadagni di più, cioè vai a lavorare all'INPS, cercati un lavoro in una fabbrica che hai meno pensieri, meno preoccupazioni e gli stessi soldi. Invece essere unici ti permette di farti pagare come autore, perché non sei la massa, distinguerti, far parlare più di te. Assolutamente. Anche perché se non c'è differenza tra te e qualcun altro, quindi se tendi a massificare il tuo lavoro, quindi cercare di conformarti, sai quale sarà l'unica discriminante tra te e qualcun altro? Il prezzo. E quindi sceglieranno quello facciamo che la costa guerra meno. dei prezzi. Esatto. Sceglieranno il meno quindi meno se caro. non vuoi stare a strapparti i capelli facendo la guerra dei prezzi a ribasso, l'unico modo è differenziarsi. Fai qualcosa che non fa nessun altro. O, per aggiungere qualcosa, quando si fa qualcosa di nuovo dobbiamo sapere
e capire che non tutti sono pronti a una novità. Quindi se lanciate una novità come può essere Up Your Shoot con le gallerie immagini, che qualcuno mi dice i miei clienti non sono pronti, è normale perché è una novità, ma se mai parti e mai lo avvii tu il processo, non saranno mai pronti, o peggio li educherà un altro fotografo che Certo. passerà per l'innovativo della situazione e tu lo farai quando tutti già lo avranno fatto, quindi ti sei solo accodato Guarda, questa alla cosa massa. succede proprio pedissequamente. All'inizio, Sì. di fronte ad una novità, c'è una reazione naturale Prima che è mi di impaurisco opposizione. intanto, esatto. Cioè, proprio, Prima intanto ti dico no. vade retro. Poi invece la gente comincia a emularti. Cominciano a fare come fai tu e alla fine c'è l'approvazione. Quindi devi passare attraverso questo percorso di lacrime e sangue. E allora a questo Sì. punto qualche bel commento negativo che ti ricordi sotto una tua campagna sponsorizzata che parlava di AI? Ah, oddio. Che finiremo tutti uccisi da Skynet e che per colpa mia davano la colpa a me come se l'avessi inventata io l'AI, no, cioè, non l'ho inventata io l'AI. Quindi per colpa mia rimarremo tutti senza lavoro. Sei tu La fotografia è morta. Ovvio, questa è la più, No, penso sia la più questa è forse ricorrente. quella più gettonata, Questa è quella la proprio fotografia facile. è morta. Esatto. Diciamo che dicevano lo stesso pure per la pittura, no? Che quando è arrivata la fotografia i pittori erano impauriti. La pittura è morta perché è arrivata la fotografia, mentre prima un pittore ci metteva 6 mesi per fare il ritratto al suo cliente, arriva il fotografo che in un secondo no, perché insomma andava sviluppata, in qualche ora, qualche giorno il ritratto era pronto, quindi i pittori vedevano veramente vade retro al fotografo, invece sappiamo che è la meno, pittura vive e vegeta, no? È circa 30 anni fa, quindi l'altro ieri, dalla pellicola siamo passati al digitale, Esatto. ancora più semplice. E cosa hanno detto? È che la foto fotografia è morta, dicono sempre la stessa cosa. Perché è diventata facile. No. Oggi abbiamo un cellulare, la foto continua a essere viva, è vegeta, si evolve. Ma sai cosa è diventato davvero facile? L'aspetto tecnico. L'aspetto tecnico diventa sempre più facile. Prima non c'era l'autofocus, non c'era l'esposimetro, quindi era molto più complicato fare una fotografia esposta bene, perfettamente nitida. Poi via via questi tecnicismi sono diventati tant'è vero che la composizione passava in secondo piano. Esatto. Quando lo scatto era complicato, le foto erano così, Sì. chiaro, perché già era complicato fare lo scatto, pensare pure alla pose che ti veniva pure male magari. E invece l'unica Quindi- cosa che è stata semplificata nel corso di questi decenni è l'aspetto tecnico. Quindi sì. la tecnica è sempre più semplice, ma sempre più complicato avere delle buone idee. Sì, Quindi sì, la sì. creatività è l'unica cosa che non morirà mai. La Assolutamente tecnica, d'accordo. diciamo, viene soppiantata dall'evoluzione tecnologica che semplifica il processo tecnico, ma non semplifica quello creativo. Quindi se vuoi continuare ad essere originale ed avere buone idee, ci devi sempre mettere del tuo. Assolutamente d'accordo. Ora siamo in una parte in cui ti faremo 10 domande secche per conoscerti a livello fotografico. Ok. Ti chiedo di guardare quella camera. Va bene. Mettiti tipo così come fanno. Sì, ci sono. Senza va bene. cuffie. Ok, sei pronta? Ok. Iniziano le 10 domande a raffica. Devi rispondere in maniera secca. Vai. Pensa al meno possibile. Sono concentratissima. Sei pronta? Sì. Ok. Colori o bianco e nero? Colore. Luce naturale. Aspetta, vorrei dire una piccola cosa. Ti ho detto domande secche. No, fammela dire. Dilla. Colore. Senti, io con le 50 sfumature di grigio ho già dato. Hai già dato. Non mi hanno cambiato la vita, quindi colore. Va bene. Luce naturale o flash? Luce naturale. Il flash, guarda, lo uso solo durante le sue sedute speditiche. quindi no. Ok. Foto rubata o in posa? In posa ma che sembra rubata. Ok. Cliente simpatico o location perfetta? Cliente simpatico tutta la vita, le location non ti offrono il caffè. Esatto. Panino con le panelle o arancina? Arancina. Si sceglie nella vita sempre la cosa che scotta di più. Qua nel tuo mondo le vendono le arancine che stasera le mangiamo? Ok, vediamo. Sicuro ci sarà anche nel tuo mondo un ristorante italiano, siciliano, sempre. Lente fissa o zoom? Fissa perché devo smaltire l'arancina. Ritratto o reportage? Reportage, amo fotografare, raccontare storie e non le statue. Sole pieno o cielo nuvoloso? Guarda, il sole pieno lo lasciamo ai turisti, il cielo nuvoloso ai poeti. Scattare in silenzio o con la musica? Musica, il silenzio solo ai funerali. Meglio lo scatto perfetto o il momento perfetto? Il momento perfetto, lo scatto perfetto è chirurgia estetica.
Ok, benissimo, hai risposto a tutte le domande. Siamo veramente in chiusura, sono passati 50 minuti, Bene. seppur non sembra, Volati. sono stato veramente bene. Ricordiamo a tutti che ogni martedì esce una puntata di Oltre l'Obiettivo, ospitiamo tantissime persone, non solo fotografi, ma persone che fanno parte del mondo della fotografia, del video, dell'immagine, mettiamola così, ci stiamo evolvendo in tante sfaccettature. Se vuoi essere ospite ti lascio la nostra mail info@pureshoot.com, puoi scriverci, darci il motivo per cui vuoi venire a fare la tua puntata e ti ospiteremo pure, e ci segui pure un po' ovunque. Segui me a PureShoot, puoi seguire Giovanna Griffo perché così vedrai le sue foto, i suoi corsi, piccola marchettina, Giovanna fa dei corsi straordinari in affiancamento personale, diventi una potenza in poco tempo, quindi ti lascio il link in descrizione, dai un'occhiata perché veramente ti cambia la vita. Oggi con l'intelligenza artificiale siamo abituati a fare prompt su ChatGPT, fammi un'immagine di questo, non è così che funziona, No. fidati. C'è tanto dietro, se lo vuoi fare come un professionista e fatto bene, fatti un corso e hai risolto tutti i tuoi problemi nel minor tempo possibile, anziché sperimentare e cercare su YouTube mille sfaccettature. E chiudiamo la nostra puntata con l'ultima domanda. Non ne hai Aia. scartata nemmeno Aia, una. me ne mancava una, E accidenti. chi arriva alla fine così può prendere 3 palline e sceglierne una. Ma no, guarda, me la rischio. Sono una amante Guarda, del rischio. se non ne scarti neanche una, No. sei leggenda. Assolutamente. Allora, Ora tipo domande imbarazzantissime. vediamo. E sono le più belle. Se dovessi scattare un ritratto a un personaggio famoso, chi sarebbe? Un personaggio famoso, chi sarebbe? Ma Anche morto, è anche morto. Anche morto, immaginiamocelo vivo, cioè così, chi è il tuo personaggio a cui faresti un ritratto? Non lo so, mi piacerebbe fare un ritratto ad Albert Einstein probabilmente, mi è rimasta iconica la sua famosa linguaccia e vorrei vedere se avrebbe il coraggio di rifarmela con quello stesso piglio un po' così, un po' bambinesco, perché un po' mi ci rivedo, io pure mi sento molto bambina e è troppo bello quando una capocciona come la sua non si dimentichi Sì. di essere Un essere in umano fondo normale. bambino. Ed è quello che vorrei che tutti si ricordassero, di non prendersi mai troppo sul serio e che essere bambini è un po' la chiave magica per riscoprire il vero valore delle cose. Sono d'accordo, Sì. io sono una persona che sorride sempre Sì. e ama fare il bambino e ama i bambini. Sì. Io sono del parere che se piace ai bambini può piacere a tutti, che loro sono neutri. Loro non hanno ancora le pregiudizio, sovrastrutture. Esatto, No. hanno questa fortuna Sì. di non essere Ma ancora lo siamo influenzati stati dal tutti e mondo. quindi se riusciamo a ricordarci, se anche uno come Einstein si può permettere di fare una linguaccia, probabilmente ce lo possiamo permettere tutti, no? Di non Assolutamente. prenderci così sul serio. Assolutamente. Grazie mille. Grazie a te, È stato Andrea. veramente un piacere. Un onore per me. Per noi è stato veramente, faccio di nuovo troppo anch'io. come i giapponesi. È stato veramente un piacere. Per qualsiasi informazione su Giovanna troverete tutto in descrizione. Vi Grazie, consiglio di e grazie a scoprirla tutti. perché è preziosa. Grazie mille. Grazie. Grazie Andrea. Grazie a te. Grazie a tutti. La prossima.